Un investimento con soldi privati, non con fondi pubblici. Saranno anche i migliori amici delle donne, ma in queste ore i diamanti non fanno certo brillare gli occhi ai leghisti. Chiedere per credere a Pier Giorgio Stiffoni, ex componente del comitato amministrativo della Lega Nord. Per la terza volta nel giro di pochi giorni il senatore si è trovato citato nelle indiscrezioni riguardanti lo scandalo che ha travolto il movimento. La Guardia di Finanza sospetta che il suo acquisto, oltre a quelli degli espulsi Francesco Belsito e Rosi Mauro, sia stato pagato con il denaro del partito. Ipotesi fermamente respinta dall'interessato, che annuncia una serie di querele, ma anche di voler chiarire ogni dubbio davanti ai magistrati di Milano. Di come investo i risparmi miei e della mia famiglia sono solo affari miei e non devo rendere conto a nessuno. Un'operazione da 100.000 euro rigorosamente personale dunque, come conferma anche la Intermarket Diamond Business di Milano, dove è avvenuta l'ispezione delle fiamme gialle, che ha evidenziato la presenza di acquirenti eccellenti, fino ad allora confusi fra i 50.000 clienti della società. Annoveravamo tra i nostri normalissimi clienti che ci hanno pagato con un bonifico da un loro conto corrente al nostro conto corrente, essendo identificati secondo la normativa di legge. Quindi non stiamo parlando di cose strane. Anche i vertici del Carroccio al programma La Zanzara difendono Stiffoni. Non ne ho mai sentito parlare e quindi non so assolutamente nulla. Certo che sarebbe appunto non certo positivo. Fra i maroniani però la vicenda offre il destro all'ennesima polemica. Il veneto Enrico Cavaliere ricorda che Radio Padania promozionava proprio le pregiate pietre. Ascolta Radio Padania in Lombardia. Diamanti da investimento come forma alternativa. E proprio Roberto Maroni tuttavia richiama l'attenzione sui veri problemi, annunciando per maggio gli stati generali della Padania.